tutto il paese. Anche con l'approfondimento di questi argomenti, l'azione di Confservizi Veneti, se viene rapportata conseguentemente in una grande città come Padova, fa prefigurare il nostro territorio come terreno fertile per sviluppare il trasporto sostenibile. È una scommessa, è un'idea che lanciamo a tutti quanti gli amministratori che si interessano del sviluppo della città. Vogliamo che la città sia a misura di trasporto pubblico, quindi che le persone siano abituate sempre più a usare il mezzo pubblico e lasciare fuori dalla città il mezzo. Devono impegnarsi quindi sia per l'abbattimento del CO2, ma anche a far sì che le città siano più vivibili. Noi vogliamo che il servizio pubblico riesca a portare le persone nel luogo almeno il più vicino possibile, sia alle scuole per quanto riguarda i bambini e al posto di lavoro per quanto riguarda gli adulti. E per quanto riguarda gli anziani? Noi lanciamo l'idea della Freccia Verde, che è quella che collega i due estremi del tram di Padova, che si ferma soltanto sulle piazze, in modo tale che ci sia un minore impatto del tram sulla città e quindi che si innesca con le attività commerciali e artigianali. Noi auspichiamo che il mezzo pubblico che svolge il servizio sulle linee principali si possa sviluppare sulle linee cosiddette periferiche. Questo può essere anche un'idea per i piccoli artigiani che operano sul settore del trasporto. Possono svolgere dei servizi con auto elettriche o auto a gas e quindi con minore impatto, e portare le persone ma anche i mezzi all'interno della città senza che ci sia il flusso continuo di macchine all'interno dei centri storici. L'ambiente e le future generazioni sentitamente ringraziano.